Ciao, sono Elena, ho 21 anni e studio fisioterapia. Ciao, io sono Martina, ho 22 anni e studio lingue. Ad agosto siamo partite per Missione Albania e la voglia di conoscere una realtà nuova, qualcosa di diverso dalla quotidianità, ci è, possiamo dire, esplosa Sì. ad aprile quando abbiamo partecipato al raduno dei giovani a Nola. E sì, Sì, diciamo possiamo esplosa. dire che è esplosa perché appunto il desiderio di partire comunque c'era nato già qualche tempo fa ed è stato alimentato dai racconti, dalle testimonianze appunto sentite dai nostri amici che già erano partiti e tornati da esperienze come questa. Sì, beh, per quanto ti possono raccontare, comunque non è mai come l'esperienza vissuta in prima persona. È un po' come quando il tuo migliore amico ti racconta di quanto buono era quel dolce che ha mangiato, ti descrive tutti gli ingredienti, le procedure, ma poi non è come assaggiarne una fetta. E Missione Albania è stato proprio un buonissimo assaggio, diciamo, abbiamo assaporato l'accoglienza, la gioia di stare insieme. Siamo partiti con un gruppo formato da 13 ragazzi provenienti da diverse parti d'Italia e accompagnati da 3 missionari. E abbiamo ricevuto una super accoglienza. Sì, direi di sì. Cioè, specialissimo. In particolar modo l'accoglienza ricevuta dalle suore angeliche che ci hanno ospitati nel loro convitto e questa accoglienza ricevuta in tanti piccoli aspetti ci hanno fatto proprio sentire come se fossimo a casa nostra e soprattutto ci hanno fatto sentire voluti bene. Nei pomeriggi siamo andati in giro e abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare varie testimonianze di fede di persone che hanno vissuto il periodo del regime comunista lì in Albania. Sono stati 50 anni in cui ogni credo e ogni manifestazione religiosa veniva soppressa e seminando terrore e persecuzioni che molto spesso arrivavano e conducevano alla morte. Tutte queste testimonianze ci hanno fatto riflettere molto e ci hanno fatto anche sorgere delle domande come ad esempio quanto è salda in noi la fede e fino a che punto siamo disposti a difenderla. Sì. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di metterci in gioco in prima persona e di avere l'occasione di dare servizio come animatori al Grest, per cui ogni mattina col pulmino andavamo a prendere nella periferia di Scutari dei bambini da più piccoli, avevano pochi anni 4-5 anni, sì, fino ai ragazzi di 17. È stato bellissimo trascorrere del tempo insieme e divertimento e gioia sono state all'insegna. No, è stato bello anche essere accolti da questi bambini perché ogni mattina che arrivavamo là ci accoglievano a braccia aperte ed erano subito pronti a correrci incontro e ad abbracciarci. Poi una mattina una suora del convitto ci ha detto grazie per il servizio che state dando perché portate davvero luce nella vita di questi bambini. E quello che ci portiamo a casa è proprio la consapevolezza che ognuno di noi è stato scelto, siamo tutti scelti, ma non c'è nessuno di speciale, nessuno è migliore di qualcun altro, per cui il nostro sì è un sì che diamo nella consapevolezza che noi siamo solo strumenti, non salviamo nessuno, non facciamo miracoli e che solo Dio salva. Quindi riassumendo Marti, cosa abbiamo trovato in Albania che rispecchia il regno di Dio? Beh, sicuramente l'amore in tutte le sue forme, come l'accoglienza e la gioia del donare. E Ele invece adesso una volta tornata a casa, qui a Padova, cosa facciamo? Nel nostro piccolo quello che vogliamo fare è testimoniare, quindi raccontare ciò che abbiamo vissuto, quello che abbiamo trovato, ma anche sperimentandolo nelle piccole cose, nei nostri comportamenti e atteggiamenti della vita quotidiana. E noi vogliamo salutarvi, augurarvi un buon proseguimento. Vi lasciamo qualche foto. Ciao!